la bandiera di guerra dell'arma di fanteria che è custodita presso la scuola di fanteria di Cesano di Roma. Ecco qua la banda della Folgore e subito dietro la bandiera di guerra. Fra le mura della scuola di fanteria di Cesano si sono addestrati decine di migliaia di uomini destinati ad operare nei ranghi dei reggimenti, dai nomi carichi di storia e gloria. La bandiera è il simbolo della patria e deve essere difesa anche a costo della vita. La compagnia d'onore delle forze operative Nord è costituita da 2 plotoni in armi rispettivamente dell'11° Reggimento Bersaglieri e del Reggimento Lagunari Serenissima. Dietro ai Lagunari c'è il gonfalone di Vittorio Veneto. Buongiorno da Vittorio Veneto, dove sta per cominciare il 34° raduno nazionale commemorativo dei Fanti, un raduno nazionale che rientra nell'ambito delle celebrazioni del centenario della conclusione della Grande Guerra qui proprio nella città di Vittorio Veneto. Come sentite probabilmente alle mie spalle stanno per cominciare i discorsi ufficiali. È appena arrivata la banda della Folgore, sono arrivati i gonfaloni decorati del comune di Vittorio Veneto e del comune di Treviso e si sta appunto per cominciare questa grande cerimonia che ha portato a Vittorio Veneto decine di migliaia di fanti per un raduno che sarà molto particolare, come è stato più volte detto, perché sarà un raduno commemorativo. Sentiamo l'onore alla bandiera di guerra. Bandiera di guerra
Viene data lettura del messaggio augurale che il Presidente della Repubblica ha voluto inviare per la circostanza. Rivolgo il mio più cordiale saluto a tutti i partecipanti al 34esimo raduno dell'Associazione Nazionale del Fante, riuniti a Vittorio Veneto, e rendo omaggio al glorioso labaro dell'associazione, simbolo di valore e amor di patria e delle tradizioni dell'arma base. La celebrazione dell'incontro in Vittorio Veneto assume un particolare significato nell'anno in cui si concludono le commemorazioni del centenario della Grande Guerra, un conflitto che ha lasciato il paese devastato da distruzioni e lutti, ma finalmente unito. In quei durissimi anni i nostri fanti vissero l'esperienza più tragica. 100 anni or sono, i reparti di fanteria dell'esercito italiano, sopravvissuti alle tante battaglie del Carso, dell'altopiano di Asiago, del Monte Grappa, al Piave, uscirono dalle trincee e dalle posizioni difensive per superare di slancio le linee avversarie e portare alla conclusione quel tanto sofferto conflitto mondiale. Ricordando con commozione i tanti caduti della Prima Guerra Mondiale, rivolgo un deferente pensiero a tutti loro e a quanti negli anni a seguire hanno sacrificato la vita per la patria, facendo scrivere alla regina delle battaglie molte tra le più gloriose pagine della storia nazionale. Tali sentimenti albergano immutati nei cuori dei fanti che non vestono più l'uniforme, ma che non hanno smesso di offrire il loro quotidiano contributo per il bene del Paese. I loro eredi operano oggi in Italia e all'estero con lo stesso spirito di sacrificio, con identico senso del dovere. A tutti va la riconoscenza della Repubblica. Idealmente presente formulo l'auspicio di una perfetta riuscita della manifestazione. Sergio Mattarella. Prende la parola il sindaco di Vittorio Veneto che ospita l'odierna manifestazione, Roberto Tonon. Buongiorno e benvenuti a tutti al 34esimo raduno commemorativo nazionale dell'Associazione del Fante. Un saluto a tutte le autorità presenti, il Presidente della Regione, Dottor Luca Zaia, al Prefetto, Sua Eccellenza, Dottoressa Laura Lega, a tutti gli altri rappresentanti delle Forze Armate e ai colleghi amministratori. Ma soprattutto un saluto a voi, a tutti voi, fanti d'Italia, che in tanti avete oggi raccolto l'invito a raggiungere la nostra città per partecipare a questo raduno e al programma commemorativo che abbiamo predisposto per ricordare il centenario della fine della Grande Guerra. All'Associazione Nazionale del Fante un grazie per aver scelto Vittorio Veneto per ricordare il centenario, per la struttura commemorativa da voi donataci e collocata in Piazza Medaglie d'Oro, la piazza che per il suo nome più rappresenta l'Olocausto che l'arma di fanteria offrì di sé al destino del nostro Paese tra il 24 maggio 1915 e il 4 novembre 1918. Riflettevo in questi giorni sul singolare destino della fanteria, così simile alla politica. Potrebbe sembrarvi strano questo accostamento, ma pensiamo al fatto che la fanteria, definita la regina delle battaglie,
Di fatto è strumento al servizio dei comandanti, composta di soldati appiedati, pronti ad ogni sacrificio. Del pari la politica è, o almeno dovrebbe sempre essere, servizio per il Paese e per le sue persone. Non a caso il significato etimologico di ministro altro non è che servitore. In servizio permanente per il Paese è la fanteria, così deve esserlo anche la politica. E un grande servizio avete reso e rendete voi fanti di ieri e di oggi alla nostra città e al nostro Paese. Un servizio che in questo raduno diventa sacrario palpitante della memoria. Sarà con commozione che vedremo sfilare quasi 480.000 cittadini di Vittorio Veneto che sulle gambe dei loro eredi, degli studenti e di alcuni ragazzi nati nel 1999, faranno ingresso finalmente nella loro città. Una città che anche venerdì avete definito città santa. Una definizione che personalmente mi piace moltissimo e soprattutto mi inorgoglisce e mi emoziona, e che ben si adatta ad una realtà che annovera tra i suoi cittadini onorari tutti coloro che parteciparono a quella che il Santo Padre definì immane, inutile strage del primo conflitto mondiale. Non tanto a politici e amministratori, ma a voi fanti spetta oggi spazio su questa scena, a voi e a tutti coloro, gli ottimi dipendenti di questo mio comune in primis, che con voi hanno in questi anni duramente lavorato per realizzare questo splendido raduno che Vittorio Veneto ha accolto con vivo entusiasmo. La città vestita a festa, le vetrine decorate dei negozi e dei locali, le centinaia e centinaia di tricolori che da giorni tappezzano le nostre vie e i nostri palazzi pubblici e privati sono il segnale evidente di un sentimento diffuso, del quale onestamente non ho mai dubitato in questi mesi. Un sentimento lontano, lontanissimo dai nefasti nazionalismi che portarono l'Europa nel baratro della Grande Guerra. Un sentimento invece proprio di questa città consapevole di aver dato il proprio nome alla conclusione del percorso di una unificazione nazionale dove, infine, dopo tanto dolore, finalmente scoppiò la pace. Viva i fanti d'Italia, viva Vittorio Veneto, viva l'Italia! Prende la parola ora il Presidente della Regione Veneto, Dottor Luca Zaia. Grazie. Comandante, per favore, dia riposo. Grazie. Saluto la bandiera di guerra dell'Arma di Fanteria, il gonfalone di Vittorio Veneto decorato con medaglia d'oro al valor militare, la bandiera della città di Treviso decorata con medaglia d'oro al valor militare, il gonfalone della Regione del Veneto, il medagliere dell'Associazione Nazionale del Fante, l'architetto Gianni Stucchi, presidente dell'Associazione Nazionale del Fante, professor Roberto Tonon, sindaco di Vittorio Veneto, il generale di Corpo d'Armata Paolo Serra, comandante delle Forze Operative Nord, la dottoressa Laura Lega, prefetto di Treviso, l'avvocato Maurizio Bonotto, vicepresidente della provincia di Treviso, l'architetto Nicola Einard, consigliere comunale in rappresentanza della città di Bergamo, che ospiterà nel 2020 il 35° raduno nazionale del Fante, i parlamentari e i sindaci presenti, le autorità civili e militari e religiose. E permettetemi di dire anche un grandissimo abbraccio a tutti i cittadini che sono qui questa mattina. Buongiorno a tutti. Caro Presidente, la ringrazio innanzitutto di aver scelto Vittorio Veneto, la provincia di Treviso e il Veneto per questo raduno. E ricordiamolo a tutti, questo è il raduno
della memoria, è il raduno del centenario, è il raduno che deve far riflettere anche sul fronte poi dei messaggi che comunque questo raduno vuole diffondere tra i cittadini. Ricordiamoci che qui, da quello che so dell'organizzazione, non sfileranno le sezioni ma sfileranno le brigate. Quelle 116 brigate, è bene ricordarlo a chi non lo sapesse o non ricordasse, che hanno dato un grande contributo nella prima guerra mondiale. I fanti, la fanteria, ha avuto il 68% dei caduti nella prima guerra mondiale. Si pensi che su 529.025 caduti, 358.312 noti erano fanti. Quindi il fatto che oggi sfilino queste brigate è anche il ricordo di coloro che magari non sono mai arrivati a Vittorio Veneto. La famosa commemorazione che parte dal Grappa, passa per il Piave, Nervesa, per poi arrivare alla città e quindi a Vittorio Veneto, ha anche questo significato. Si dice, caro Presidente, mi è rimasta impressa questa frase, no? Si dice che i fanti sono i primi a arrivare sul campo di battaglia e sono gli ultimi ad andarsene. La storia ci dice spesso, nel leggere i libri di storia, ci dicono che dove c'è la fanteria si decide la battaglia. Però è bene anche ricordare che tutti questi caduti tracciano poi la storia anche della Prima Guerra Mondiale. Papa Benedetto XV, nella sua lettera del 1 agosto del 1917, scrisse, la definì l'inutile strage. E penso che fu un'inutile strage, ma penso anche che è bene ricordare che questa inutile strage è l'inutile strage anche di molte donne e molti bambini, perché spesso quando si parla della guerra mondiale, della prima guerra mondiale, ci si dimentica di ricordare chi stava a casa e chi ha tenuto in piedi la vita e le sorti di questa comunità. Grazie a tutte quelle donne, a quei bimbi e a quei cittadini che sono rimasti a casa, che spesso non vengono ricordati. Oggi questo raduno porta in questa città 20.000 fanti, 40.000 persone, è l'occasione anche di dire e ringraziare tutti quelli che hanno lavorato. Sicuramente l'Associazione Nazionale, tutti i volontari, i fanti in congedo, i cittadini, le associazioni di volontariato, ne vedo molte qui tra il pubblico a presidiare la sanità piuttosto che la protezione civile, le altre associazioni combattentistiche d'arma presenti, quindi un ringraziamento a tutti. Questa è una comunità che ha voluto celebrare, parlo del Veneto, i 100 anni della Grande Guerra, lo ha voluto fare con molta lealtà, con molta onestà, pensando che la storia debba essere ricordata, ma pensando anche che dalla storia poi bisogna trarre degli insegnamenti. Vado a chiudere ricordando che i fanti per noi sono altruismo, fedeltà e obbedienza. Ci aggiungerei anche educazione. Parlavo con dei pedagoghi, scusatemi, qualche giorno fa con degli educatori e dicevo, noi siamo figli di una generazione che magari non aveva un'alta scolarizzazione. Io sono figlio di un meccanico di una casalinga, i miei genitori hanno fatto la quinta elementare, però ricordo che avevamo degli insegnamenti di base, che era quella di dire saluta, buongiorno, buonasera, scusi, per favore, grazie, prego. Lo dico perché non possono ricordare che siamo ancora lì con il ricordo dell'ultima adunata degli Alpini, lo ricordo qui in questo contesto dei fanti, nella adunata degli Alpini di Trento, e vedere che qualcuno riceve gli Alpini dicendo Alpini assassini, fanti assassini, bersaglieri assassini. Questa non è buona educazione. E quindi questo raduno vuole anche ricordare questo, che è quello di rispettare le regole, rispettare il prossimo e comunque riportare quei dettami della buona educazione che molto spesso si sono persi nella nostra comunità. Chiudo, veramente chiudo, e scusate questo discorso a braccio, ricordando le parole di Hemingway. Hemingway l'ha conosciuta la Prima Guerra Mondiale, Hemingway ha scritto della Prima Guerra Mondiale, Hemingway ha vissuto in Veneto la Prima Guerra Mondiale. E vi lascio con queste parole e poi ognuno farà la sua riflessione. La guerra è il contesto nel quale, diceva Hemingway,
Gli uomini peggiori mandano alla morte gli uomini migliori. Grazie e buona domenica. Ringraziamo il dottor Luca Zaia e passiamo la parola allora al presidente nazionale del sodalizio dei Fanti, architetto Gianni Stucchi. Volevo trasmettervi il mio senso di smarrimento. In questi ultimi tempi, a maggior ragione, abbiamo davanti agli occhi un deserto arido. Non ci sono più valori, non c'è più rispetto delle istituzioni, delle regole. E quindi smarrimento e, se volete, anche tristezza. Poi però si ascoltano interventi, parole che nascono dal cuore, ad esempio del governatore della Regione Veneto, oppure si ha la ventura di ricevere una comunicazione, un messaggio di saluto di una persona che ricopre un ruolo molto importante, per noi assolutamente primario. Non vi dico chi è, ve lo dico dopo, nel quale traspare un amore nei confronti della propria patria, cioè della propria origine, del proprio passato, perché venga strumento per il futuro. Orgoglio, fedeltà, obbedienza, valori. Ebbene, non sono altro che parole per tanti, ma non per tutti. Chi ci ha mandato un saluto d'amore è il generale Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa, ma capite, innanzitutto soldato. E posso confermarvi che è un esempio per me e per tutta l'associazione. E quindi, da uomini e da donne di questa tempra, di questa fattura abbiamo bisogno, in questo momento più che mai. Da dove nascono questi valori fondanti? Nascono da tanti aspetti, da tante vicende, e noi siamo qui a commemorarne una enorme. Questi stessi valori che vi ho richiamato, che ancora oggi, grazie a Dio, qualcuno li sa interpretare, nascono anche da quei ragazzi che tra poco vedremo sfilare davanti a noi, armate di soldati caduti nell'adempimento del loro dovere. Non hanno speso parole, tempo, sogni, speranze, hanno dedicato la vita, si sono sacrificati perché noi potessimo essere patria una, indivisibile, compiuta e libera. Quindi non possiamo fare altro che inchinarci di fronte a questi eroi, spesso senza nome, senza nemmeno una lapide in cui potesse essere inciso il loro ricordo. Non fa nulla. Non c'è bisogno che noi conosciamo i loro nomi, come dicono. Basterà gridare al vento, Fante d'Italia, e io dormirò contento. Questo è lo spirito del Fante, questo è lo spirito degli uomini e delle donne di oggi, che sanno consapevolmente da dove vengono, ne hanno memoria e questa memoria la sanno rendere concreta, vera, reale, attuale, perché sono uomini e donne veri.
Viva la fanteria, viva l'Italia! Grazie al Presidente dei Fanti, architetto Gianni Stucchi. Ora prende la parola il Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d'Armata Paolo Serra. Grazie a riposo. È veramente difficile prendere la parola dopo questi interventi così appassionati che abbiamo ascoltato con tanta attenzione, che ci hanno caricato di tanta energia. Io dico veramente due parole, saluto le autorità, ringrazio la città di Vittorio Veneto per averci dato l'opportunità di essere presente. È qua veramente un momento di grande emozione, un piacere, e sapere e sentire l'affetto che viene riportato oggi all'Arma di Fanteria e quindi a tutte le nostre unità schierate sul terreno, sia in patria sia all'estero, è quello che ci dà la forza per continuare a lavorare, per continuare a fare quello che è il nostro dovere in tutti i teatri in cui l'Italia ha interesse. Oggi vedremo qua schierare e sfilare gli eredi delle brigate che hanno combattuto in queste zone, hanno versato il loro sangue, come è stato ben detto, e che a noi danno esempio. L'esempio che i ragazzi e le ragazze che vedete oggi schierati in rappresentanza di fronte a noi portano ogni giorno nella loro attività. La loro attività che nelle giornate banali diventa il concorso che vedete nelle strade sicure per il sostegno alle forze di polizia. Quando sono più specializzati li vedete operare a favore della popolazione in caso di intervento per ordigni e manufatti esplosivi che ancora si ritrovano. Li vedete e li chiamiamo quando poi ci sono i problemi e la calamità naturale. In patria, all'estero, un lavoro straordinario in cui l'Italia si fa ben volere per quello che questi uomini e donne sanno fare. Ben comandati da gente che ha passione, che ha rispetto, ed il succo è il rispetto che si dà anche alla popolazione con la quale andiamo a lavorare, interagire rispettando i valori anche della controparte. Questi valori che sono gli stessi che vedremo oggi, che da Vittorio Veneto riprenderanno forza per essere diffusi nuovamente in tutti noi e li porteremo dove saremo schierati. Io chiudo qua, vi ringrazio veramente, Presidente, grazie, Eccellenza, signor Sindaco, grazie. Presidente, grazie a lei. Grazie, signor Generale, di queste sue parole. La bandiera di guerra dell'Arma di Fanteria lascia ora lo schieramento.
La compagnia di formazione lascia lo schieramento. La banda assume la posizione nella zona indicata per accompagnare lo sfilamento dei radunisti. Il gonfalone della città di Vittorio Veneto, la bandiera della città di Treviso, il gonfalone della regione Veneto e della provincia di Treviso si schierano a fianco alla tribuna. Saranno vigilati da 3 carabinieri in uniforme della Prima Guerra Mondiale. Una rappresentanza delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana che dalla battaglia di Solferino sono sempre state in pace e in guerra a fianco dei nostri soldati, passano ora davanti al palco delle autorità e salutano con un attenti a destra. Le infermiere volontarie compiono quest'anno 110 anni di vita, che sono anche 110 anni della storia d'Italia. Ed ecco qui un gruppo di custodi del Pantheon che praticamente si sono formati nel 1878. A fianco alla tribuna è posizionato il medagliere dell'Associazione Nazionale del Fante, che si fregia di 2 ordini militari d'Italia, 86 medaglie d'oro al valor militare concesse alle bandiere dei reggimenti e 655 medaglie d'oro al valor militare individuali. Il medagliere è la sintesi della gloria meritata nel tempo dall'arma di fanteria. Stiamo seguendo in diretta lo sfilamento del 34esimo raduno nazionale dei Fanti, il raduno commemorativo a Vittorio Veneto nell'ambito delle celebrazioni del centenario. Abbiamo sentito i discorsi ufficiali delle autorità presenti, abbiamo visto con grande emozione lo sfilamento della bandiera di guerra e vedete il governatore della regione Veneto Luca Zaia abbandona la manifestazione, chiamato da un altro impegno istituzionale. Ha usato parole forti nel suo intervento il governatore Zaia, citando e raccogliendo anche un applauso sul ricordo delle donne, dei bambini e dei civili che anche nel corso della Prima Guerra Mondiale sono stati duramente colpiti, non solo negli affetti. Parlare di queste cose in un territorio che ha vissuto l'anno della fame come la Marca Trevigiana è sicuramente una frase molto, molto apprezzata e molto ad effetto. Parole accorate anche dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Fanti, Gianni Stucchi, che ha sottolineato come non ci sia oggigiorno quasi più rispetto delle regole, rispetto delle istituzioni, e invece ha lanciato il suo messaggio patriottico, ricordando anche le parole ricevute dal generale Domenico Rossi, sottosegretario della Difesa. Lo ha definito un messaggio d'amore nei confronti della patria, nei confronti del popolo italiano e nei confronti anche del corpo dei Fanti. È intervenuto in apertura anche il sindaco di Vittorio Veneto, che ha ricordato il monumento celebrativo dei 359.312 fanti caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale, monumento inaugurato ieri proprio nella piazza Medaglie d'Oro alle spalle del municipio di Vittorio Veneto, e
ha chiuso gli interventi ufficiali il generale di Corpo d'Armata, che ha portato il suo saluto a questo evento che sta svolgendosi a Vittorio Veneto, che stiamo seguendo in diretta per voi. Sul palco delle autorità, oltre ai citati, c'è il prefetto di Treviso, massima carica dello Stato sul territorio, Laura Lega, c'è il vicepresidente della Regione Veneto, Maurizio Bonotto, c'è l'europarlamentare, già sindaco di Vittorio Veneto, Giancarlo Scottà, poi numerose altre cariche dello Stato, cariche politiche locali, sindaci e ovviamente anche molti esponenti dell'esercito italiano. Il medagliere dell'Associazione dei Fanti e il gonfalone di Vittorio Veneto e il gonfalone di Treviso e della Regione Veneto, ovvero i due gonfaloni delle due città decorate di medaglia d'oro al valor militare e il medagliere dell'Associazione Fanti, sono sfilati e sono accanto al palco delle autorità e si apprestano a ricevere il saluto degli sfilanti che stanno per arrivare. Sono già passate le crocerossine, anche loro giustamente presenti a questo evento, e sullo sfondo delle mie parole probabilmente sentite le note della banda della Folgore che saluterà il passaggio di tutti gli sfilanti del primo e secondo settore. Il terzo settore, cosiddetto, che sarà quello commemorativo, si è deciso invece di farlo sfilare nel silenzio, nel senso che deve essere una commemorazione, lo diremo dopo, lo spiegheremo dopo, come abbiamo già detto anche nella lunga diretta di ieri, che sarà uno sfilamento particolare proprio perché vuole essere un ricordo, non è uno sfilamento di massa ma uno sfilamento simbolico, che diciamo mantiene una promessa fatta addirittura 50 anni fa, il 2 novembre del 1968 a Re di Puglia, quando l'allora presidente dell'Associazione Nazionale dei Fanti, senatore Rossini, disse che i 359.312 fanti, giovani fanti caduti nella Prima Guerra Mondiale, avrebbero meritato di raggiungere la terra promessa che era Vittorio Veneto. Ebbene, a distanza di 50 anni questi quasi 360.000 fanti raggiungeranno Vittorio Veneto simbolicamente, portati attraverso i nomi delle loro 116 brigate, e dove si concluderà questo arrivo al monumento che ieri è stato inaugurato e ricorda proprio loro. E appunto il monumento che vuole ricordare questi fanti caduti, 116 brigate, e sono 116 aste che sono state realizzate proprio simbolicamente in ricordo. Vediamo il contributo dell'inaugurazione del monumento di ieri.
in ricordo delle 116 brigate che hanno combattuto. Io ho voluto dare materia a questo ricordo, e quindi il monumento è stato pensato e fatto con 116 aste che rappresentano le 116 brigate che hanno combattuto, spezzate sulla cima come ricordo, come monumento del sacrificio che è stato fatto da queste 116 brigate. E niente, il materiale è il corten, perché comunque è un materiale che richiama, con questa ruggine richiama il sangue, è un materiale comunque che resta invariato nel tempo. E, insomma, spero che il significato, al di là dell'estetica, che il significato sia ben rappresentato e sia chiaro. Insomma. L'emozione che c'era durante l'inaugurazione era palpabile, effettivamente tra la musica e i militari sull'attenti era davvero forte. L'ultimo atto è stato il posizionamento anche di una pergamena. Sì, nella pergamena sono stati inseriti tutti i nomi dei caduti, con tutte quante le medaglie al valore, e appunto abbiamo pensato di sistemarlo in questo bossolo così simbolico a fianco al monumento che rappresenta il loro sacrificio. E ricordiamo anche l'artigiano che l'ha fisicamente realizzato. L'artigiano è Fabio Ceolin, sempre di Mogliano Veneto, è Fabio che, mi piace ricordarlo, è stato allievo e collaboratore di Tony Benetton, che è stato uno dei più grandi scultori del ferro che ci sono stati in Italia e che aveva la sede proprio a Mogliano Veneto. E io ho avuto anche il piacere da piccolo di conoscerlo, e insomma è un ricordo che mi porto dietro e che sicuramente ha contribuito anche a creare questo monumento. Abbiamo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che sta lasciando il raduno perché è chiamato ad altri impegni istituzionali. Abbiamo sentito nel suo discorso accorato prima e molto applaudito un richiamo all'educazione. Ci piace questo concetto, se ce lo vuole riprendere velocemente. Ma senza voler ergermi poi da educatore, dico semplicemente che la formazione che ne abbiamo avuto, magari minimale, da genitori che non avevano magari tutti gli strumenti educativi, ma ci hanno sempre insegnato 4-5 regole chiare: saluta, buongiorno, buonasera, chiedi per favore, rispondi grazie, mamma ti diceva cosa si dice grazie, permesso, le 4-5 robe. Penso che siano i fondamenti, no? Cioè, pensare che questi siano dei valori, sono dei prerequisiti in una condizione di civiltà. Per cui penso che questi raduni servono anche per parlare di valori, no? L'elemento valoriale, che è l'elemento che qualifica una comunità che non ha valori non è una comunità. A proposito di valori, ieri è stato inaugurato il monumento che vuole ricordare questi quasi 360.000 fanti caduti, e anche questo è un modo, vedendolo, per riflettere, per pensare a quello che è stato e quello di cui noi godiamo. Sono 368.000 caduti nella prima guerra mondiale, quindi il 68% dei morti della prima guerra mondiale, che erano 529.000 noti. Dall'altro voglio ricordare che i fanti hanno dato un contributo agli scenari di guerra dal momento della loro costituzione di fanteria ad oggi di 900.000 caduti, per cui è giusto che ci sia un monumento e ci sia la celebrazione di tutte queste persone che hanno perso la vita. Un altro concetto che ha espresso nel suo intervento e che è stato applaudito, in un territorio come il nostro dove si è vissuto l'anno della fame, lei ha ricordato anche chi non è andato in guerra, ma le donne, i bambini e gli anziani che sono rimasti a casa. Che è l'altra guerra, no? Una guerra ancora più dura, che è la guerra delle campagne, dei nostri territori, che vedevano donne, bambini e vecchi confrontarsi con le truppe nemiche magari, no? Confrontarsi con le invasioni, con i soprusi, con le violenze, con gli stupri, con tutto quello che è accaduto. Per cui vanno ricordate le donne, i bambini e comunque i civili che sono rimasti a casa. Grazie Presidente. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Ciao, arrivederci.
Inizia ora lo sfilamento del secondo settore. Apre lo sfilamento la musica d'ordinanza ricostituita dai militari congedati della divisione Folgore. Sono diretti e coordinati dal maestro maresciallo maggiore aiutante Italo Cati. La musica d'ordinanza era di stanza a Cervignano del Friuli e questi giovani vengono oggi da tutte le parti d'Italia e ciclicamente si ritrovano e partecipano applauditissimi a tante manifestazioni di carattere militare. Sta continuando il raduno, il 34esimo raduno nazionale del Fante. Sta per cominciare lo sfilamento del secondo settore, che prevede gonfaloni, rappresentanze varie e altre associazioni d'arma. Ricordiamo che c'è molta attesa in particolare per il terzo settore, che è il terzo settore che è quello definito commemorativo, perché come dicevamo prima vuole ricordare tutti i 359.312 fanti caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale, che appunto non sono riusciti a raggiungere Vittorio Veneto, la loro terra promessa. Quindi non sfileranno le sezioni, ma sfileranno le brigate, 116 brigate che saranno simbolicamente rappresentate ciascuna da uno striscione con i colori delle brigate e seguite, siccome sapete che le brigate portano tutte il nome di una città, molti di questi striscioni quindi avranno alle loro spalle i sindaci delle città che gli danno il nome, e a seguire ci saranno le insegne del reggimento di cui questi di gonfaloni dei comuni. A seguire 116 grandi tricolori in rappresentanza appunto dei caduti delle 116 brigate. Tutte queste 116 brigate che sfileranno verranno accolte nel silenzio. È stato chiesto così dall'Associazione dei Fanti perché è un momento proprio commemorativo. Allora ci dovrà essere silenzio perché appunto si tratta di una commemorazione. Lo sfilamento si concluderà al monumento che appunto li vuole ricordare e li ricorderà per sempre in Piazza Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto. Cavaso del Tomba, Breganze, Cappella Maggiore, Giavera del Montello, Selerio, Due Ville, Poiana Maggiore, Vicentino, Rosà, Schiavon, Monte di Malo, Sarcedo, Orgiano, Serravalle, Prevalle, anzi, Tezze sul Brenta, Albettone, Chiampo, Ceggia, Valli del Pasubio, seguiti dai sindaci o da loro rappresentanti. Tutti questi sono comuni che, come è stato detto dalle autorità prima, dal Presidente Luca Zaia, sono comuni che hanno patito
indirettamente la guerra. Il labro dell'Associazione Arma Aeronautica. Mi piace ricordare che per il 59esimo gruppo intercettori tattici per 17 anni è stato di stanza qui a Vittorio Veneto. Il labro del Nastro Azzurro, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, e il labro della gloriosa Associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto, cittadini onorari di questa città. Ricordo che nel 1968, in occasione del cinquantenario, è stata proprio istituita l'Associazione dei Cavalieri Vittorio Veneto. Passa ora la bandiera dei raduni del Fante. Ecco la consulta delle associazioni d'arma. Un doveroso ricordo anche ai nemici di un tempo, il cimitero austro-ungarico di Forlì. Ecco gli ufficiali in congedo. La bandiera della Marina Militare seguita da un altro nucleo dell'aeronautica. Associazione Nazionale Carabinieri. Associazione Nazionale del Fante, sezione di Voghera. Questa è la cosa. Non la conosco. Adesso naturalmente hanno bisogno di un po' di spazio, ma passeranno anche i bersaglieri della provincia di Treviso. E dopo i nostri fratelli bersaglieri passano i nostri fratelli alpini. L'Associazione Carristi d'Italia. L'Associazione Arma di Artiglieria. La bandiera dell'Associazione Nazionale Ingegneri e Trasmettitori. L'Abari è uno striscione degli artiglieri della provincia di Treviso. La sezione dell'aviazione leggera dell'esercito, la bandiera dell'Unione Nazionale Sottufficiali d'Italia.
Stanno proseguendo gli sfilamenti di questo 34esimo raduno nazionale commemorativo del Fante. Molti applausi per i vari gonfaloni, per i vari... Si sta profilando labari. all'orizzonte. In particolare, ovviamente, molto applaudito il passaggio dei bersaglieri. Nonostante l'età, alcuni bersaglieri correvano facendo il saluto rivolto alla tribuna delle autorità. Sicuramente sono momenti davvero emozionanti e l'emozione la stanno vivendo decine di migliaia di persone che sono qui distribuite, chi affrontando il caldo del sole, chi accogliendosi sotto l'ombra del viale che precede la piazza del popolo, quindi il viale della Vittoria, e sono davvero tante migliaia di persone che vittoriesi e della zona, e poi ovviamente tutti i fanti e i loro accompagnatori che hanno raggiunto Vittorio Veneto. Non si trovava un posto libero per dormire per tanti chilometri ieri notte, e oggi appunto sono tutti convenuti qui. Sono sicuramente tante migliaia, probabilmente si supera le 20.000 persone, e sicuramente è un grande risultato. C'è grande attesa comunque per vedere il passaggio del terzo settore, il settore commemorativo, che è il momento forte di questa manifestazione. È cominciata già mercoledì con una serie di eventi in provincia di Treviso, e è cominciata qui a Vittorio Veneto ieri pomeriggio con l'alzabandiera alle 15:30 in Piazza del Popolo, i bandieroni che stanno dominando la piazza già da ieri e che sono sicuramente di grande effetto per chi non ha la fortuna di vederli vivendo a Vittorio Veneto. Evento che ieri è continuato con l'inaugurazione del monumento, che sarà il punto conclusivo della sfilata dietro al municipio in piazza Medaglie d'Oro, una sede scelta non a caso proprio per il suo nome. Con la bandiera della Presidenza nazionale al suo fianco che è seguito invece da una scorta di 25 pretoriani sindaco di Mogliano. Dietro il labaro glorioso della Terza Armata, dono del Duca d'Aosta alla città di Mogliano Veneto, che è legata a Vittorio Veneto dal motto della città vittoriese Victoria Nobis Vita, auspicio pronunciato dal Duca d'Aosta il 25 aprile del 1917 a Mogliano Veneto. Affianca e accompagna al labaro il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena.
Abbiamo visto sfilare il Labaro del comune di Mogliano Veneto, Mogliano che è unito a Vittorio Veneto in questo evento in modo particolare, perché di Mogliano Veneto è l'ideatore e anche il realizzatore del monumento che è stato inaugurato ieri e che è stato appunto svelato a tutte le persone che sono convenute a Vittorio Veneto, persone che stanno continuando a salire, ad arrivare. Sapete che l'inizio della sfilata era previsto per le 10, anche se ovviamente i discorsi ufficiali sono cominciati prima, e continuano a arrivare persone che hanno dovuto trovare posto con l'auto e stanno raggiungendo a piedi il centro della città per seguire lo svolgersi di questo raduno. Sicuramente le persone stanno ancora aumentando, quindi è una risposta massiccia delle persone, e anche tanti vittoriesi hanno aspettato l'ultimo momento per muoversi e adesso stanno confluendo in piazza, dando sicuramente un grande successo a questo raduno nazionale, che è stato definito da tutti particolarmente eccezionale. Ecco qui, ora sì, che apre lo sfilamento la musica d'ordinanza ricostituita dei militari congedati della divisione Folger. Sono diretti e coordinati dal maestro maresciallo maggiore aiutante Italo Catti. La musica d'ordinanza era di stanza a Cervignano del Friuli. Questi giovani che vengono da tutta Italia ciclicamente si ritrovano e partecipano applauditissimi a tante manifestazioni di carattere militare. Un doveroso applauso bisogna fargli, perché venendo da tutta Italia non è facile coordinarsi e poter fare le prove. Dietro alla banda della brigata Folgore, ecco i labari della Federazione degli Arditi d'Italia. L'Associazione dei Paracadutisti, Santa Lucia di Piave. Arrivano anche i lupi di Toscana con il loro gonfalone. Ecco qui che passano gli allievi della Nunziatella, la scuola militare di Napoli. Fu fondata nel 1787. Ecco qui che passano le patronesse che tengono in mano lo striscione dedicato a Maria Bergamas, la mamma di tutte le mamme, la signora di Gradisca di Sonzo, che è stata scelta per toccare le bare dei soldati ignoti. Inizia lo sfilamento delle brigate. Ecco qua la prima brigata, la brigata Re, primo e secondo reggimento di fanteria, accompagna i simboli Vincenzo Rescigno, consigliere comunale di Trieste. La brigata Re combatté sui fronti del Medio Isonzo, Carso, Monfalcone. Dietro, ecco che arriva la brigata Sesia, 201esimo e 202esimo reggimento fanteria, costituita nel 16, lamenta 3.440 caduti.
Le sue bandiere furono decorate con 2 medaglie d'argento. Sono le medaglie d'oro al valor militare individuale. Bucchieri Giovanni e Crosta Costantino. Segue la brigata Lucca, il colore porpora, colore cremisi. Ecco la brigata Lucca, 163esimo, 164esimo reggimento, lamenta 583 caduti, combatté sul Podgora e Montello. Brigata Piemonte, 3° e 4° reggimento fanteria, 2650 caduti. Partecipò alle operazioni in Carnia, Trentino, Altipiano di Asiago, sul Carso e sul Montello. (203esimo e 204esimo reggimento), la brigata Tanaro, 311 caduti, impiegata nel Carso nel conflitto e sul fronte albanese. È la volta della brigata Ivrea. (3.000 caduti), 161esimo e 162esimo reggimento. Ha combattuto sull'altipiano di Asiago, sulla Valdassa e sul Carso. Ecco la volta della brigata Aosta, ordinata sul 5° e 6° fanteria. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'oro, 2555 caduti, combatté sul Carso, Valbrenta, Montegrappa. Giosuè Carducci scrive: sotto l'impeto di Aosta sparve il nemico. Passano sopra di noi 3 biplani della Grande Guerra che ci danno il loro saluto a nome dell'aviazione. Brigata Lambro, 205 e 206 reggimento, 3860 caduti effettivi, combattuto sull'altipiano di Asiago, sul Podgora, sulla Bainsizza e sul Piave. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'argento al valor militare, mentre 3 sono le medaglie d'oro individuali concesse a Bonomi Giovanni, Boschetti Erasmo e Carroccio Alessandro. Dietro la Lambro compare lo striscione celeste e arancio della brigata Milano, la brigata ordinata sui reggimenti 159esimo e 160esimo. Questa grande unità combatté sull'Alto Isonzo, nella Val d'Astico, sul Carso, sulla Bainsizza, sull'altipiano di Asiago. Su questi campi di battaglia la Milano perse 2362 uomini, meritando le bandiere 2 medaglie di bronzo al valor militare, mentre 2 sono le medaglie d'oro individuali concesse a Berardi Francesco e Marocco Pietro. Preceduta dal Istituto del Nastro Azzurro con le sue medaglie, Istituto del Nastro Azzurro di Reggio Emilia. Segue la brigata Cuneo con lo striscione color cremisi, 7° e 8° reggimento, 3725 caduti,
combattuto questa brigata Val Camonica, sul Carso, sul Medio Isonzo e ovviamente sul Piave. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'argento al valor militare. Carducci, nella sua poesia intitolata Piemonte, definisce la città possente e paziente. I suoi reggimenti prima della guerra erano di stanza a Milano. Intanto sorvolano sempre i biplani che lasciano una scia tricolore passando sopra di noi. 207° e 208° reggimento della brigata Tanaro, 1160 caduti sui fronti del Trentino e Medio Isonzo. Le sue bandiere si fregiano di medaglie di bronzo al valor militare, mentre ben 6 sono le medaglie d'oro individuali che sono state concesse. Da ricordare Carletti Don Annibale e Stegher Italo. Segue lo striscione della Taro, quello con i colori arancio e turchino della brigata Liguria. La grande unità combatté sui campi di battaglia dell'Alto Isonzo, del Pasubio, dell'Altipiano di Asiago, perdendo 2740 uomini. Le bandiere dei suoi reggimenti sono decorate di 2 medaglie d'oro e 2 d'argento al valor militare. Prima del conflitto il 157° reggimento era di stanza a Genova. 2 le medaglie d'oro individuali concesse alla brigata Liguria, Rusca Giuseppe e Bertacchi Giovanni. Giunge lo striscione bianco della mostreggiatura della brigata Regina. La brigata ordinata su 2 reggimenti, 9° e 10°. Nel primo conflitto mondiale perse 9.575 effettivi. La Regina si è dissanguata sui campi di battaglia del Carso, della Carnia, del Monte Ortigara e di Cima Grappa. Le sue bandiere sono decorate di 2 medaglie d'oro e 2 di bronzo al valor militare. I 2 reggimenti prima della Grande Guerra erano di stanza a Bari. Cinque sono le medaglie d'oro individuali concesse alla brigata Regina: Camozzini Carlo, Bazzi Carlo, Stennino Achille, Cozzi Roberto e Pizzarello Ugo. Accompagnata dalla banda che dà il passo è la volta della brigata Bisagno. I colori turchino e arancio in 2 strisce trasversali sono i colori della sua mostreggiatura. È una brigata formata nel 1917 sui reggimenti 209 e 210. Subì significative perdite. 2.610 uomini caduti sui campi di battaglia
dove operò, Altipiano dei 7 comuni, Valdassa, Medio Isonzo e Basso Piave. Le sue bandiere sono decorate di 2 medaglie d'argento a valor militare. La Brigata Bisagno ha partecipato alla liberazione di Conegliano. Tra le sue file è caduto il tenente Brandolino Brandolini Dadda, deputato del collegio elettorale di Vittorio Veneto e unico parlamentare a cadere durante il primo conflitto mondiale. È la volta della Brigata Alessandria, i cui colori sono bianco e nero in 2 strisce longitudinali. La brigata ordinata sui reggimenti 155 e 156 combatté in Valdassa, sul Carso, sull'Alto Isonzo. Questi campi di battaglia persero 4.385 combattenti. Brigata Casale partecipò alla conquista di Gorizia, ha combattuto, vengono chiamati i Gialli di Podgora, ha combattuto sui campi di battaglia del Carso, dell'Altopiano di Asiago, brigata ordinata nell'11° e 12° reggimento. Prima del grande conflitto mondiale erano di Stanza, Forlì e Cesena, 2 le medaglie d'oro individuali. Ecco la Brigata Pescara, 211° reggimento e 212°. Combatté sui campi di battaglia dell'Altipiano dei 7 comuni, del Carso, della Conca di Plezzo, della Bainsizza, 2.569 caduti. Dietro alla Pescara giunge lo striscione celeste e giallo della Brigata Novara, ordinata su 2 reggimenti, 153° e 154°. I campi di battaglia che videro la Brigata Novara protagonista furono quelli della Valdastico, del Carso, dell'Altipiano di Asiago. Accompagna la brigata il vice sindaco Angelo Santebongo. 3.749 caduti e il suo 154° reggimento meritò la medaglia d'argento al valor militare, mentre 2 sono le medaglie d'oro individuali: la Moglia Biagio e Salamano Alessandro. Brigata Pinerolo, 13° e 14° reggimento, sostennero duri combattimenti sul Carso, Medio Isonzo e sull'Altipiano dei 7 comuni, 7.225 i caduti effettivi. Le bandiere si fregiano di 2 medaglie d'oro al valor militare prima della Grande Guerra. I reggimenti erano di Stanza all'Aquila e a Foggia. 4 invece sono le medaglie d'oro individuali concesse: Tagliamonte Giuseppe, Zanon Giulio, Gemelli Bruno e Montini Leopoldo. Arancio e nero sono i colori della mostreggiatura della Brigata Arno, costituitasi nel 1917 sui reggimenti 213 e 214, 1.670 caduti, i campi di battaglia di Asiago e del Medio Isonzo. La Brigata Arno è accompagnata dal sindaco. È la volta della brigata certamente più decorata della Grande Guerra e anche la più amata oggi. È una brigata sarda e di sardi e incuteva timore reverenziale agli austriaci che chiamavano i suoi componenti Die Roten Teufel, che noi traduciamo come diavoli rossi. Sono loro
i Dimonius, si tratta della Brigata Sassari. I suoi reggimenti 151 e 152 sono decorati di 4 medaglie d'oro al valor militare, conquistate sui campi di battaglia del Carso, l'altipiano di Asiago, Bainsizza, Basso Piave. Ecco la Brigata Savona, ordinata sul 15° e 16° reggimento, 1988 caduti. Combatterono anche loro Medio Isonzo, in Albania. ...215° e 216° reggimento della Brigata Tevere, che saluta i suoi 3.345 caduti sui campi di battaglia della Val Cordevole, del Carso, del Medio Piave. Una medaglia d'oro al valor militare individuale venne concessa al combattente Biamino Ettore. Si profila la Brigata Trapani. Questa brigata era ordinata sui reggimenti 149° e 150°. L'unità combatté sul Carso, sull'altipiano di Asiago, sull'Alto Isonzo e sul Grappa, perdendo 3.594 uomini. La bandiera del suo 149° reggimento è stata decorata di 2 medaglie di bronzo e quella del 150° ebbe 3 medaglie di bronzo. Fu una la medaglia d'oro individuale concessa a Giuriati Mario. Brigata Acqui accompagnata dal sindaco. 17° e 18° reggimento, 3.545 caduti. Campi di battaglia, Carso, Trentino, Medio Piave. La Brigata Volturno, con la mostreggiatura rosso e verde, 217° e 218° reggimento. Brigata combatté sui campi di battaglia da Vallarsa, Trentino, medaglie d'argento alla bandiera. Una medaglia d'oro a valor militare individuale concessa a Suarez Eduardo. È la volta della istruzione della Brigata Caltanissetta, 147° e 148°. Combatté sul Carso, Alto Isonzo, Valfella, perse 2.700 uomini. È la volta della Brigata Brescia, che si presenta con la sua mostreggiatura a cremisi con riga longitudinale nera, costituita dal 19° e 20° reggimento, una delle brigate della Grande Guerra che hanno subito le maggior perdite, 8.380 caduti sull'altipiano di Asiago, sull'altipiano carsico, in terra di Francia. Inquadrata nel 2° corpo d'armata del generale Albricci. 4 sono le medaglie d'argento al valor militare. Brigata Sele, 219 e 220. I suoi colori sono celeste e scarlatto. Ha combattuto in Valposina, Vallarsa, Bainsizza, 2297
uomini caduti. Brigata Catania, 145esimo, 146esimo. La Brigata Catania ha combattuto nella Valle del But, in Val d'Assa, in Cadore, sull'altipiano di Esago, Pasubio, Basso Piave, perdendo 3.128 uomini in combattimento. Ecco la Brigata Cremona, 21esimo e 22esimo, 4.070 caduti. Ha combattuto sull'altipiano dei 7 comuni sul Grappa. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'argento al valor militare. Prima del conflitto era a distanza a Pisa e Spezia. Ecco la Brigata Ionio, 221esimo e 222esimo, i suoi caduti 3.520. Questo striscione, ci piace sottolineare, è portato dagli studenti del locale liceo Flaminio e dell'Istituto Tecnico di Vittorio Veneto. Grazie ragazzi, e tenete presente che molti di quei caduti che avete sullo striscione avevano la vostra età, in alcuni casi erano anche più giovani. Brigata Tanaro, 143esimo e 144esimo, 2.280 caduti sul Podgora, sul Monte Grappa. Sono 2 le medaglie d'oro individuali concesse: Salarino Umberto e Palmieri Costantino. La bandiera del suo 143esimo è stata decorata in medaglia di bronzo. Ecco la Brigata Como, 23esimo e 24esimo reggimento, 2.040 caduti. Segue la Brigata Etna. 223esimo e 224esimo. Le insegne di questa brigata sono portate dagli studenti dell'Istituto d'Arte Beltrame di Vittorio Veneto. Ancora giovani che calcano la storia. Brigata Etna ha combattuto sull'altipiano di Esiago, Alto Isonzo, Podgora, 1915 gli uomini perdute. Ecco la Brigata Catanzaro, ordinata sui reggimenti 141esimo e 142esimo. Brigata Catanzaro è stata la brigata più combattiva all'interno del conflitto. Combatté sul Carso, nella Val d'Astico, sull'altipiano di Esiago. Su questi campi di battaglia perse 6.054 uomini. Le sue bandiere sono decorate di medaglia d'oro e una d'argento al valor militare. Prima del conflitto il 141esimo reggimento era a distanza proprio a Catanzaro. 3 sono le medaglie d'oro individuali. Sono state concesse ad Alberti Gaetano, Cassoli Arturo e De Vecchi Carlo. E la volta dello striscione celeste, coringa longitudinale scarlata al centro e la mostreggiatura della Brigata Bergamo, accompagnata
dal sindaco Nicola Heyard, no, dal consigliere comunale Nicola Heyard. 25° e 26° reggimento. La brigata ha combattuto prevalentemente lungo il corso dell'Isonzo e sull'altipiano di Asiago, lasciando sul terreno 6.135 uomini. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'argento al valor militare. Prima del conflitto mondiale i 2 reggimenti erano di stanza a Piacenza. È la volta della Brigata Arezzo, formata con i reggimenti 225° e 226°, colore turchino e giallo. La bandiera di questa brigata si fregiano di 2 medaglie d'oro al valor militare, conquistate sui campi di battaglia del Carso, del Basso Piave, dell'altipiano dei 7 comuni, del Monte Pasubio. Campi di battaglia sui quali lasciò 4.302 caduti. Due sono le medaglie d'oro al valor militare individuali, concesse a Piras Fedele e Mazzoni Don Giovanni. Ricordiamo che Don Mazzoni meritò una seconda medaglia d'oro nella campagna di Russia, in cui trovò anche morte gloriosa. Brigata Bari, 139° e 140° reggimento. La grande unità combatté sul Carso, sul Medio Isonzo, sull'altipiano dei 7 comuni e sul Grappa. Su questi campi di battaglia lasciò 5.925 caduti. Le bandiere dei reggimenti sono decorate di 2 medaglie d'argento al valor militare. 5 sono le medaglie d'oro individuali concesse: Pica Domenico, Piragino Guido, Panico Antimo, Ondina Vincenzo, Lippella Giovanni, al quale è dedicato una via sulle Tofane. Brigata Pavia, formata dal 27° e 28° reggimento. Gli uomini di questa brigata sono soprannominati i Verdi di Gorizia per aver liberato l'8 agosto 1916 il capoluogo isontino. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'argento al valor militare per i combattimenti sostenuti sul Podgora, ad Asiago, sul Piave, sul Grappa. Campi di battaglia su cui hanno lasciato la vita 3.735 giovani. È la volta della Brigata Rovigo, formata dal 227° e 228° reggimento. 2.392 sono gli uomini caduti in combattimento. Combatté sull'altipiano di Asiago, sul Podgora e più in generale sul Carso. È la volta della Brigata Barletta, formata dal 137° e 138° reggimento. La Brigata Barletta è la brigata dell'irredento Antonio Bergamas, la cui mamma designò il milite ignoto. La Barletta si consumò sul Carso, sull'altipiano di Asiago, sul Grappa, sul Montello, dove perse 6.005 uomini. Le sue bandiere sono decorate di 2 medaglie d'argento al valor militare, 2 medaglie d'oro anche per questa brigata a Buffa di Perrero Carlo, Franceschi Garibaldi e Morosetti Angelo. Alla brigata Pisa con il suo 29° e 30° reggimento, 6.290 caduti. Ha combattuto
sulla frontiera isontina, sull'altipiano dei 7 comuni e lungo il corso del Piave. Le sue bandiere si fregiano di medaglie di 2 medaglie d'oro e 3 d'argento al valor militare. I suoi reggimenti prima della Grande Guerra erano di stanza Potenza e Nocera inferiore. Ecco la brigata Campobasso, 229esimo e 230esimo reggimento, ha combattuto sul Podgora, in Sizza e sull'altipiano di Asiago. Su questi campi di battaglia perse 1800 uomini. La medaglia d'oro individuale concessa a Guido Zlataper. Dietro la brigata Campobasso giunge lo striscione scarlatto e celeste con 2 strisce longitudinali che ci ricordano i colori della mostreggiatura della brigata Campania, che era costituita sui reggimenti 135esimo, 136esimo, e la grande unità ha combattuto sui campi di battaglia del Carso, del Podgora, della Valsugana, del Montello, del Grappa, dove nei combattimenti perse 2080 giovani. Si profila ora la brigata Siena, ordinate sul 31esimo e 32esimo reggimento, combatte sul Monte San Michele, Fiumisonzo e Brenta, e sul Monte Grappa. La Siena perse 4.395 uomini. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie di bronzo a valor militare. Faceva parte della brigata Siena Filippo Corridoni, sindacalista e interventista decorato di medaglia d'argento. Prima del conflitto i suoi reggimenti erano di stanza a Napoli. La medaglia d'oro è concessa a Mazzuoli Edmondo. Brigata Avellino, 6.392 caduti, 231esimo e 232esimo reggimento. Ha combattuto sulle trincee del Medio Esonzo e del Basso Piave. Sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'oro al valor militare. Scarlatto e verde sono le mostrine della brigata Benevento, 1825 caduti. I suoi reggimenti 133esimo e 134esimo hanno combattuto sul Carso, Medio Isonzo, nella Valfella. Alla bandiera del 134esimo reggimento una medaglia d'argento al valor militare. Brigata Livorno, 33esimo e 34esimo reggimento, 3.650 caduti. Il fronte delle sue operazioni era l'Isonzo, la Val Brenta. 2 medaglie d'argento a valor militare. Prima della Grande Guerra i suoi reggimenti erano di stanza a Cuneo e sull'isola di Rodi.
Una è la medaglia d'oro concessa a Trombi Francesco, Brigata Lario, 233esimo e 234esimo. Questa brigata è la prima delle brigate formate nel 1917. Combatté sul Medio Isonzo, sul Carso, dove su questi due campi perse 1010 uomini. Brigata Lazio, 131esimo e 132esimo reggimento, 4130 i caduti, formata che ha combattuto sui campi di battaglia del Podgora, Carso, Alto Isonzo. Segue la Brigata Lazio, un gruppo in uniforme d'epoca, gruppo storico Ronchi dei Legionari. Ce l'ho. Brigata Pistoia, 35esimo e 36esimo reggimento. (3.880 caduti). Ecco la Brigata Piceno, 235esimo, 236esimo reggimento. Accompagna la Brigata Piceno il sindaco. La brigata è stata costituita nel tardo 1917 e fu scarsamente impiegata. Le sue perdite sono 477 uomini. Segue la Brigata Perugia, ordinata nel 129esimo e 130esimo reggimento. Combatté sull'Isonzo, Carso, Montegrappa, sulla Bainsizza, sull'altipiano di Asiago e il Basso Piave. Accompagna i simboli Maria Teresa Severini, assessore alla cultura. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'argento al valor militare. Brigata Ravenna, 37esimo e 38esimo reggimento, 4.700 i caduti. Combatté nella testa di Ponte di Plava, sul Medio Isonzo e sul Monte Grappa. (4.700 i caduti), 2 medaglie d'argento a valor militare. Vanta la sua bandiera. Ecco la Brigata Grosseto, 237esimo, 238esimo reggimento. Questa brigata è una delle ultime del 1917 e dunque meno impiegata dall'esercito. Combatté a Asiago, Bainsizza e 722 sono i suoi caduti. Giunge ora un altro gruppo in uniforme d'epoca, gruppo di fanti in uniforme storica, sono le sentinelle dell'Agazzuoi, che per la circostanza indossano le mostriggiature della Brigata Sassari, unica brigata che durante la Grande Guerra ebbe le bandiere dei reggimenti
ciascuna decorata di ben 2 medaglie d'oro al valor militare. Brigata Firenze, 127° Reggimento. Combatté alla testa del Ponte Plava, Medio Isonzo, Trentino, 3706 sono i caduti. Ed ecco la brigata Bologna, formata dal 39° e 40° Reggimento. Questa grande unità ha perso 5.150 uomini sui campi di battaglia del Carso, del Grappa, del Passo Tonale. Le sue bandiere si fregiano di 4 medaglie d'argento al valor militare e una medaglia d'oro individuale concessa a Guido Alessi. Brigata Pesaro, formata dai reggimenti 239 e 240, venne costituita anch'essa nel 1917. I campi di battaglia che la videro coprirsi di gloria furono Asiago e il Monte Grappa, anche a loro 2 medaglie d'argento alla bandiera. Ecco qui che passa un altro gruppo in uniforme storica, è il gruppo storico di Breganze, con le mostreggiature della Brigata Liguria e 3 soldati britannici in uniforme d'epoca. Brigata Spezia, 125° e 126°, 2747 caduti. La brigata ha combattuto sull'Alto Isonzo, nel settore di Tolmino e sul Carso. Su questi campi di battaglia ha perso 2747 uomini, meritando alla bandiera una medaglia di bronzo al valor militare. Ecco la brigata Modena, 41° e 42° Reggimento. La grande unità ha combattuto sui fronti della Valdassa, dal Monte Nero, del Carso, Vallagarina, Monte Grappa. 5.100 sono gli uomini caduti. La bandiera del 41° Reggimento si fregia di una medaglia d'argento. Un suo combattente, Pace Umberto, è stato decorato di medaglia d'oro al valor militare. Viene avanti la brigata Teramo, 241° e 242°. Anche questa è una delle ultime brigate costituite nel 1917. Sui battaglioni stati sull'Alto Isonzo, Basso Piave, Asiago, dove persero 1834 combattenti. 2 le medaglie di bronzo fregiano le bandiere. Una medaglia d'oro individuale è stata assegnata a Volpe Giulio. Brigata Chieti, 123° e 124°, 3708 i caduti. Ha combattuto sul Carso, la Val Giudicarie anche. Arriva la brigata Forlì, 43°, 44° Reggimento, fronti dell'Isonzo, Valdassa, sul Bodice, lasciando sul terreno 3.605 caduti. Le sue bandiere si fregiano di una medaglia d'argento e 2 di bronzo al valor militare.
È la volta della Brigata Cosenza, costituita dal 243esimo e 244esimo, ha combattuto sull'Isonzo, sul Piave, Carso, 1375 i caduti, 2 medaglie d'oro alla bandiera al valor militare, 2 sono invece le medaglie d'oro individuali, Guadagnini Carlo e Marcias Erminio. Brigata Macerata, 5.130 caduti, 121esimo e 122esimo. Campi di battaglia, Carso, Vallagarina, Basso Piave. Le sue bandiere sono state decorate di 2 medaglie d'oro al valor militare e una è la medaglia d'oro individuale assegnata a Giacomo Venezian. Brigata Reggio, 2.810 caduti, 45esimo e 46esimo reggimento. Ha combattuto sui fronte del Cadore, del Grappa, sul Montello, 2.810 caduti. Costituita anche questa nel 1917, la Brigata Siracusa col 245esimo, 246esimo reggimento ha combattuto sul Podgora e sull'altipiano carsico, perdendo 531 uomini. La Brigata Emilia, ordinata sui reggimenti fanteria 119esimo e 120esimo. La grande unità ha combattuto sul Carso, sull'Isonzo, sul Grappa, perdendo 2.480 uomini, meritando alle bandiere 2 medaglie d'argento e una di bronzo al valor militare, oltre a 4 medaglie d'oro individuali. 47esimo e 48esimo sono i reggimenti della Brigata Ferrara, 7.840 uomini persi su campi di battaglia del Carso, dell'Isonzo, sul Piave. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'oro al valor militare e 2 sono le medaglie d'oro individuali concesse a Vicinanza Giacinto e Corsi Ugo. La Girgenti venne costituita nel 1917 con i suoi reggimenti 247 e 248. Combatté sulla testa di Ponte di Plava e sul medio Isonzo, perdendo 2.202 uomini. Ad uno di essi, Scandagliato Angelo, venne concessa la medaglia d'oro individuale. È lo striscione ora della Brigata Padova, striscione nei colori della mostreggiatura nero-verde, 117esimo e 118esimo reggimento. Questa brigata ha combattuto sul Carso, Vallagarina, Basso Piave, Altipiano di Asiago, e su questi campi di battaglia hanno perso la vita 2.755 uomini. La Brigata Parma, 49esimo e 50esimo Fanteria, era operativa sui campi di battaglia della Val Cordevole, Carso, sull'altipiano di Asiago. Perse 1.842 uomini.
Ecco la brigata Pallanza, 249esimo e 250esimo reggimento, combatté sulle trincee del Medio Isonzo e della Val Posina. 804 furono gli uomini che perse. Le sue bandiere sono decorate di 2 medaglie d'argento al valor militare. È la volta della brigata che porta il nome del nostro capoluogo, la brigata Treviso. I suoi colori sono giallo e arancio, con 2 strisce longitudinali. In realtà i suoi reggimenti l'11 novembre 1917 vengono sciolti e assumono la nuova numerazione ordinativa di 99esimo e 100esimo reggimento. La grande unità ha combattuto sui campi di battaglia di Asiago, del Carso, della Val d'Arsa, perdendo 4.085 uomini. Le sue bandiere sono decorate di 2 medaglie d'argento e una di bronzo al valor militare. Una la medaglia d'oro, che fu concessa individualmente a Leoncini Adolfo. Brigata Alpi. La brigata Alpi con la caratteristica cravatta rossa che si richiama a Giuseppe Garibaldi. Vediamo anche 2 garibaldini tenere in mano combatté la Val Cordevole. Eccoli qua i 2 garibaldini con le mostrine dei 2 reggimenti. Combatté in Val Cordevole, Grappa e il fronte francese. Sui campi di battaglia di queste terre perse 2117 uomini. Ecco la brigata Massa Carrara, formata dai 2 reggimenti, 251 e 252. La grande unità ha combattuto sull'Alto Isonzo e sul Grappa, perdendo 1375 effettivi e meritando la bandiera del 252esimo reggimento, una medaglia di bronzo al valor militare e 2 medaglie d'oro individuali. Lambertenghi Italo e Arcangeli Don Pacifico. Ecco lo striscione verde e giallo con 2 strisce longitudinali che sono i colori della mostreggiatura della brigata Mantova, la grande unità ordinata sui reggimenti 113 e 114. Ha combattuto in Vallagarina, sul Carso, sull'altipiano di Asiago, sul Montello, lamentando 1817 caduti. È la volta ora della brigata Umbria, ordinata sui 53esimo e 54esimo reggimento. La grande unità ha combattuto nella Val Boite, sull'Isonzo e sul Grappa. 1341 sono i suoi caduti. Le bandiere si fregiano di 3 medaglie d'argento al valor militare e una è la medaglia d'oro individuale concessa a De Simone Ruggero. Brigata Porto Maurizio, 253 e 254 sono i reggimenti che la compongono, 860 i suoi caduti. Combatté sul Podgora, la Valle del Brenta, il Montello. Bianco e celeste sono le mostreggiature della brigata Piacenza,
111 e 112 sono i reggimenti che la compongono, 5.150 caduti sul Carso, Altipiano di Asiago e Montello. La bandiera del 111 reggimento venne decorata con 3 medaglie di bronzo al valor militare. Ecco la Brigata Marche, 55 e 56 il reggimento. Uno dei suoi reggimenti, il 55 era il reggimento di Treviso. La brigata ha combattuto nel Cadore, sul Carso, Val Camonica, sul Grappa. 8.440 gli uomini perduti. Ecco la brigata della nostra regione, Brigata Veneto, 255-256 reggimento. Ha combattuto sul fronte carsico, sull'altipiano di Asiago e lungo il Piave, dove lasciò 1.229 uomini. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'argento. È la volta ora della mostriggiatura bianca con riga longitudinale rossa al centro della Brigata Genova, 97 e 98 reggimento. Carso, Alto Isonzo, questi sono i campi di battaglia dove ha perso 1.400 uomini e guadagnando una medaglia d'argento alla bandiera il suo 97 reggimento. Ecco arrivare ora la Brigata Abruzzi, 57 e 58 Fanteria. Si presenta con lo striscione verde con riga longitudinale nera, posta al centro. Campi di battaglia, Carso, Valbrenta, Grappa, dove ha perso 3.855 uomini. Striscione e mostreggiatura sono portati dai bersaglieri, i fanti piumati. La Brigata Tortona, con il suo 257 e 258 reggimento. Questa brigata appartiene a quelle costituite sul fronte del conflitto. La grande unità ha combattuto sull'Alto e Medio Isonzo. Ha perso 1.196 uomini ed è decorata di 2 medaglie d'argento al valor militare sulla bandiera. Brigata Udine, città considerata la capitale della Grande Guerra. La grande unità era formata dai reggimenti 95 e 96. Ha combattuto sul Carso, Alto Isonzo, Monte Grappa, subendo 3.390 caduti. Le sue bandiere sono state decorate con 2 medaglie d'argento al valor militare. E 2 sono le medaglie d'oro individuali concesse a Micinesi Arduino e Bongiovanni Emilio. Brigata Calabria, 59 e 60 reggimento, ha combattuto in Val Cordevole, Col di Lana, Monte Grappa, perdendo 4.830 uomini. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'argento a valor militare. Prima della Grande Guerra era a distanza a Viterbo e Civitavecchia,
La Brigata Murge, 259 e 260 Reggimento. Ha visto le gesta di questa brigata il Carso, la Vallarsa, Asiago, 1215 sono i suoi caduti. Giallo con strisce longitudinali scarlate ai lati, ecco che arriva la mostreggiatura della Brigata Messina, 93esimo e 94esimo Reggimento. La brigata ha combattuto sul Carso, sull'Alto Isonzo, sul Grappa. Ha perso 2267 uomini. Le sue bandiere sono state decorate di 2 medaglie d'argento al valor militare, mentre 2 sono le medaglie d'oro concesse individualmente. Breccia Alessandro e Pennella Antonio. È la volta della Brigata Sicilia, 61esimo e 62esimo Fanteria. Ha combattuto nelle Giudicarie in Macedonia, 1610 caduti. Il suo 62esimo reggimento ha meritato la medaglia di bronzo al valor militare. Una medaglia d'oro concessa a un suo combattente, Tonti Ulrico. Ecco la Brigata Elba, 261esimo e 262esimo Reggimento Fanteria. Ha combattuto sul Medio Isonzo, sulla Bainsizza, lamentando 817 caduti. Ecco lo striscione Cremisi con riga longitudinale bianca al centro, sono i colori della Brigata Basilicata, formata con i reggimenti 91esimo e 92esimo. La grande unità ha combattuto nella regione del Cadore e sul Monte Grappa. Ha perduto in combattimento 2650 uomini. Le sue bandiere sono decorate di 3 medaglie d'argento al valor militare. Un suo combattente, Arbusi Angelo, è decorato di medaglia d'oro. Dietro alla Basilicata appare la Brigata Cagliari, ordinata sui reggimenti 63esimo e 64esimo Fanteria. Carso, Macedonia, i campi di battaglia dove l'hanno vista combattere. 3695 sono i caduti, 2 medaglie d'oro d'argento alle bandiere. Due anche sono le medaglie d'oro individuali concesse a Raniero Pietro e Perrottelli Raffaele. Segue la Brigata Gaeta, 263esimo e 264esimo. 1133 sono gli uomini caduti. Sui campi di battaglia del fronte carsico, del Podgora e del Monte Grappa. Brigata Salerno, 89esimo e 90esimo Reggimento Fanteria, ha combattuto sull'Isonzo, sull'Alto Isonzo, ad Asiago, sul Carso, in Francia. Complessivamente la brigata, come vedete dai numeri, 8110 uomini. Le sue bandiere sono state per questo decorate di 4 medaglie d'argento al valor militare, mentre 5
sono le medaglie d'oro individuali. Trossarelli Giovanni, Sifredi Angelo, Mariani Giuseppe, Gallardi Carlo, Freguglia Carlo, Brigata Valtellina, 65° e 66° reggimento, campi di battaglia, Isonzo, Montecengio, Monte Pasubio. 3.120 sono i caduti. Il 265° reggimento e il 266° della Brigata Lecce ha combattuto sul Carso, sull'Altipiano di Asiago, sul Piave. Ha perduto 965 uomini. Ecco la Brigata Friuli, ordinata sui reggimenti 87° e 80°. Ha combattuto sul Carso, sull'Altipiano di Asiago, sull'Isonzo, in Valla Garina, perdendo 2.735 uomini. 4 sono le medaglie d'oro individuali concesse. La Brigata Palermo, 67° reggimento e 68°. Questa grande unità combatté sui campi di battaglia del Passo Tonale, Isonzo e sul Montello. In questi combattimenti la Brigata Palermo perse 3.831 uomini, guadagnando 2 medaglie di bronzo alle bandiere e 3 medaglie d'oro individuali concesse a Ferrari Elio, Mazzoni Corrado e Bossi Maurilio. La Brigata Caserta, 267° e 268°. I colori sono giallo con striscia trasversale celeste al centro. Brigata ha preso parte ai combattimenti sul Carso, Medio Piave. Ha perso 1.455 uomini. Le sue bandiere si fregiano di 2 medaglie d'argento al valor militare, mentre un suo combattente, Paselli Ernesto, ha meritato la medaglia d'oro al valor militare. Ecco qua, la Brigata Verona. È formata dall'85° e 86° reggimento. Altipiano di Asiago, Carso, Albania, Valposina, Vallarsa, Bainsizza, Altipiano dei 7 comuni. Questi sono i campi di battaglia dove si è coperta di gloria e ha perso 5.197 uomini. 69° e 70° reggimento fanteria della Brigata Ancona. Campi di battaglia, Cadore, Carso, Valdastico, Pasubio, Vallarsa, Valbrenta. Su questi campi perse 4.278 uomini. Le sue bandiere si fregiano di una medaglia d'argento e una di bronzo al valor militare. Brigata Aquila, 269° e 270° reggimento. 531 i caduti che lamenta questa brigata, avuti sull'Alto Isonzo e sul Montello, nella Valdassa. La Brigata Venezia con lo striscione Cremisi, linea longitudinale celeste al centro, 83°, 84°. La Brigata Venezia ha combattuto prevalentemente nella Val Sugana e nella Val d'Adige. 965 i suoi caduti, decorate di 2 medaglie d'argento a valor militare e una medaglia d'oro individuale concessa a Merlin Mario.
Ecco che arriva la Brigata Puglie con il suo 71esimo e 72esimo reggimento. Tra i simboli della brigata sfila il nostro presidente nazionale dell'Associazione del Fante, l'architetto Gianni Stucchi, che ha prestato servizio al 72esimo reggimento. La brigata lamenta 2177 caduti, prevalentemente sul Carso, Pasubio, Medio Piave. Brigata Potenza, 271esimo e 272esimo e il 273esimo reggimento. Passo la parola al generale Cadeddu. Scusate, l'82esimo reggimento era il mio reggimento, quindi non posso non commentarlo io. La Brigata Torino si componeva dell'81esimo e 82esimo reggimento. 4 sono state le medaglie individuali e 980 uomini caduti in combattimento. Mi piace sottolineare che l'attuale comandante dell'82esimo reggimento con il decano di reggimento sfilano oggi insieme a noi. Arriva adesso lo striscione della Brigata Lombardia, le famose cravatte azzurre. 73esimo e 74esimo reggimento di fanteria. Mi piace ricordare come nel 73esimo reggimento di fanteria abbiano prestato servizio Giovanni XXIII, sergente di sanità, e il secondo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi. Ecco che è la volta adesso della Brigata Belluno, annunciata dallo striscione celeste con striscia arancio al centro, costituita dal 274esimo, 275esimo e 276esimo. Le brigate sono 3. Accompagna la brigata il sindaco di Belluno. Ha combattuto sulla Bainsizza, dove perse 937 uomini. Ecco la brigata Roma, formata dal 79esimo e 80esimo reggimento. 3.730 sono i caduti, dove ha combattuto Pasubio, Vallarsa, Carso, Valgiudicarie. 4 sono le medaglie d'oro individuali concesse a Picchioni Giuseppe, Tedeschi Azzaria, Valtorta Ludovico e Cerboni Umberto. Brigata Napoli col 75esimo e 76esimo reggimento. Combatté sul fronte francese, nell'Ergonne, a testa di ponte di Tolmino. 3.745 i caduti. Le sue bandiere si fregiano di 3 medaglie d'argento e una di bronzo. Cremisi con striscia trasversale bianca e la Brigata Vicenza, 277esimo, 278esimo e 79esimo reggimento, che ha combattuto sulla Bainsizza. 341 sono i suoi caduti.
Ecco la brigata toscana. Passa lo striscione della brigata toscana, che per la veemenza con cui attaccavano l'altura di Duino venne soprannominata i lupi di Toscana. Ecco perché prima è passato l'avaro con scritto i lupi di Toscana. A guidare l'attacco fu la medaglia d'oro il generale Giovanni Randazzo, fraterno amico di Gabriele D'Annunzio. La brigata toscana combatté sui campi di battaglia delle Giudicare, Sabottino, sul Carso, sulla Val Brenta. 5.150 sono i suoi caduti. 280esimo e 281esimo e 282esimo sono i reggimenti della brigata Foggia. È l'ultima brigata ad essere formata durante il conflitto. La grande unità ha combattuto nella Val Lagarina, perdendo 1.283 uomini. Dopo, non possiamo dimenticare che tra le nostre file hanno militato anche gli irredenti. Giuliani per l'Italia e Trentini per l'Italia. E con questo striscione, Trentini per l'Italia, termina il terzo settore commemorativo. Adesso la banda della brigata Folgore lascia il luogo del raduno, che comunque non finisce qui. Si ode in lontananza la musica d'ordinanza della disciolta divisione Mantova, che apre il quarto settore. Dagli striscioni che avete visto sfilare davanti a voi potete misurare la gloria meritata dalla fanteria sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Sfortunatamente sono sempre in pochi a ricordarsi di questo enorme e tragico sacrificio. Terminato il terzo settore con lo sfilamento di tutti gli striscioni dei 116 brigate, ora sta per cominciare il quarto settore, che sarà l'ultimo prima della cerimonia di chiusura. Sfileranno i labari delle federazioni provinciali, le bandiere delle sezioni dell'Associazione Nazionale del Fante, i labari delle patronesse, che sono le donne dei fanti, che anche loro sono stati al fianco dei fanti e hanno sofferto con i fanti e per i fanti. Quindi dopo i labari, le patronesse stesse, i fanti, tutti quanti, sia patronesse che fanti, sfileranno a gruppi di 50 e nelle raccomandazioni degli organizzatori dovranno essere mescolati, nel senso che non divisi per sezioni, ma mescolati appunto come erano i fanti in guerra, ovviamente. L'ultimo a sfilare sarà lo striscione Arrivederci a Bergamo, che sarà appunto l'appuntamento al 35esimo raduno nazionale, che si svolgerà il 24 maggio del 2020, quindi tra 2 anni a Bergamo, e il passaggio della bandiera precederà la Maina Bandiera qui in Piazza del Popolo, che concluderà il raduno nazionale. Seguiamo appunto ora lo sfilamento del quarto settore. Nel frattempo la gente si è rifugiata sotto gli alberi che costeggiano il Viale della Vittoria per approfittare del fresco dell'ombra,
e molti comunque sono anche i vittoriesi che seguono da casa la diretta TV che stiamo facendo e che ci mandano i loro messaggi di saluto, di applauso, anche, sto parlando anche di fanti che hanno rappresentato, sì, messaggi che arrivano da tutto il Veneto ovviamente, di fanti anche decorati che hanno seguito le vicende di altri raduni e che questa volta lo seguono in TV con la nostra diretta. Ecco ora un gruppo di automezzi sui quali hanno preso posto fanti che non hanno la possibilità di deambulare. Ecco, su questi mezzi ci piace ricordare Enrico Vanzini, 96 anni, ha voluto essere qui anche noi, fante benemerito, sezione Tezze sul Brenta, ultimo sopravvissuto dei Sonderkommando di Dachau. A lui il benvenuto della città di Vittorio Veneto. Ecco qua i gonfaloni dei comuni trevigiani che hanno voluto stringersi ai fanti qui oggi a Vittorio Veneto, Nervesa della Battaglia, Chiarano, Colomberto, Codognè, Ponte di Piave, Spresiano, Oderzo, Mansuè, San Polo di Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Motta, Motta di Vivenza. E dietro ai gonfaloni dei comuni, ecco, sfilano i sindaci. In rappresentanza e in ricordo di tutti quei cittadini che non erano al fronte e che direttamente e indirettamente hanno subito la violenza della Grande Guerra, diventando poi dei profughi, abbandonando le loro case, i loro averi, per recarsi lontano mano a mano che il fronte avanzava e si arrivava poi verso quel novembre del 18, la fine della Grande Guerra. Ecco, quindi questi sindaci hanno voluto onorare questi loro concittadini dell'epoca e hanno voluto sfilare qui con noi ricordandoli. Abbiamo visto con grande emozione sfilare le jeep con i fanti anziani, molto applauditi, emozionato il pubblico, emozionati loro, in particolare c'era un fante particolarmente anziano che ha fatto il saluto militare ovviamente a tutti e poi guardando al cielo verso il bandierone
ha fatto il saluto anche alla bandiera. Poi sono seguiti i sindaci ospiti e i sindaci della provincia di Treviso, tutti con la loro fascia tricolore, che sono sfilati dietro appunto a queste jeep, e adesso con le note della banda si sente l'arrivo del quarto settore, appunto come dicevo prima, i labari delle federazioni provinciali, le bandiere delle sezioni dell'associazione dei fanti, i labari delle patronesse con le patronesse e i fanti prima dello striscione finale. Altra cittadina che durante la Grande Guerra è stata in prima linea. Segue la banda di Mareno, i labari delle varie associazioni del Fante. Vediamo la Toscana, Brescia, Fanti caduti per la patria, Federazione Provinciale di Verona. Ecco l'Associazione Nazionale del Fante del Trento, Belluno, i reduci di divisione Bergamo di Latisana, la Val Camonica del Fante, la sezione, Fanteria d'Arresto Latisana, ed ecco qui la bandiera del centenario 1918-2018, oggi sfila qui a Vittorio Veneto. La bandiera del centenario verrà poi messa nel Sacrario di Re di Puglia a perenne ricordo di questa giornata, a vegliare su tutti i caduti che lì trovano pace e riposo. Vedete inquadrate le bandiere delle sezioni dell'Associazione Nazionale dei Fanti che si sono accodate ai labari delle federazioni provinciali. Anche loro ovviamente sfilano, stanno per arrivare, sono anzi arrivate nella parte fuori dal viale, di fronte alla tribuna delle autorità, che sono rimaste, il prefetto in testa, in piedi per tutta la mattina a seguire e applaudire tutti i fanti che hanno sfilato e che stanno sfilando. Ecco che passa adesso, dopo aver visto dei figuranti in uniforme storica, passa una bandiera con le insegne della Casa Savoia, seguita dalla banda dei Fanti. Ecco qui che passano anche le bandiere, i vessilli delle varie sezioni del Fante che sono sparse in tutta Italia e che oggi hanno voluto essere qui presenti a Vittorio Veneto in occasione di questo raduno del centenario. Sono veramente tanti, difficile poterle citare tutte.
Osservate che tripudio di bandiere, non si era mai vista una scena simile. Forse la vedrete solo fra altri 100 anni. E sono veramente tanti, perché da quassù è un bellissimo colpo d'occhio. È bello anche il colpo d'occhio che c'è nel vedere i cittadini di Vittorio Veneto che fanno ala a questo sfilamento, e ovviamente dobbiamo anche ringraziare i cittadini vittoriesi che hanno risposto presente in questa giornata, che fortunatamente ha avuto anche un po' di vento, quindi è meno calda di quanto si annunciava. Riprendono a sfilare, si sono rimessi in moto. Probabilmente la folla si è stretta in modo particolare a loro, rallentando lo sfilamento. Ecco, passano ancora due sindaci che precedono la banda che intona le note di Monte Grappa. Ed è la banda proprio Monte Grappa che, suonando la canzone conosciuta da tutti, sfila davanti al palco delle autorità. Ecco la bandiera delle patronesse della sezione del Fante e tutte le patronesse che portano i gonfaloni e le insegne delle loro rispettive sezioni. Dietro i labari delle patronesse c'è un gruppo di fanti che ha una maglietta azzurra con una via tricolore segnata sul petto. Sono quelli che hanno marciato dal Monte Grappa fino a Vittorio Veneto. E complimenti a questi, come abbiamo definito all'inizio, pellegrini del fronte. Ecco qua le patronesse che sfilano davanti al palco, applauditissime anche loro.
Ottoni, 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 un mare di patronesse. Grazie, grazie a tutte le patronesse. Cosa farebbero gli uomini senza le donne? La banda di Lentiai. Ed ecco la marea di fanti. E viva la sezione di Tarzo, Revinolago e Vittorio Veneto. Ponte di Piave.
Ogni commento è inutile. Vedete anche voi la marea di gente che continua a sfilare. Ancora sindaci in mezzo ai loro fanti. Umbria. Stiamo vedendo sfilare i fanti, divisi in squadre da 50 fanti ciascuna, e come richiesto dall'organizzazione sono mescolati, diciamo, come erano in guerra. Ci sono fanti delle varie regioni d'Italia, non divisi per sezioni come si potrebbe pensare in altre situazioni, ma appunto mescolati proprio per ricordare come vivevano durante la Prima Guerra Mondiale. Grande l'emozione di tutti questi fanti all'entrare in Piazza del Popolo, a vedere i bandieroni tricolori che sventolano e ad accogliere l'applauso delle autorità e di tutta la gente che è distribuita sotto il fresco del viale, sotto gli alberi, e qualche più temerario che invece segue proprio dal punto nevralgico dell'evento, Piazza del Popolo, questo 34esimo raduno nazionale dell'Associazione Fanti. Un raduno che ha richiamato a Vittorio Veneto decine di migliaia di persone che si sono distribuite oggi lungo tutto il percorso che va da Foro Boario al monumento in Piazza Medaglie d'Oro. Lo striscione tricolore con la scritta Quinto Corpo d'Armata. È un gruppo di ufficiali e sottufficiali che hanno fatto servizio qui a Vittorio Veneto e che ha voluto essere presente con noi. Vediamo sfilare lo striscione che rappresenta il Quinto Corpo d'Armata, che ricordiamo è stato di stanza proprio qui a Vittorio Veneto per tanti anni e che ha lasciato anche tanti cittadini, perché appunto dopo essere stato tanti anni di stanza qui molte persone sono rimaste a vivere nella città della Vittoria e non poteva mancare a un raduno nazionale anche la rappresentanza del Quinto Corpo d'Armata. Ancora fanti arrivano lungo il viale della Vittoria. Ricordiamo che
La partenza della sfilata è al Foro Boario, a nord del Viale della Vittoria, quindi i fanti percorrono la parte nord del viale, escono da sotto gli alberi, sfilano in Piazza del Popolo davanti al Monumento ai Caduti e davanti alla tribuna delle autorità, in mezzo ai 4 pennoni che issano le 4 bandiere tricolori, poi continuano lungo il Viale della Vittoria per un altro centinaio di metri, quindi svoltano a sinistra lungo via Rismondo, ancora a sinistra per via Nannetti, arrivando all'altezza del monumento ai caduti dei fanti che è stato inaugurato ieri. Questo è il percorso che compiono tutti i fanti che sfilano.
Siamo qui mentre continua la sfilata dei fanti divisi per gruppi con Pietro Prete, presidente provinciale dell'Associazione Nazionale dei Fanti. Manca ancora un po', è presto forse per tirare un bilancio, però mi sembra che l'emozione qua in Piazza del Popolo e in tutta Vittorio Veneto sia stata molto grande. C'è stato un afflusso oltre le aspettative e questo ci ha fatto tantissimo piacere. Abbiamo dato un connotato diverso a questo nostro raduno. Diciamo, ed era quello che doveva essere. Noi dovevamo onorare i caduti e questo è quello che abbiamo fatto, e sono accorsi da tutta Italia per fare questo, per accompagnarsi in questo, anzi a Scime li abbiamo accompagnati in questo percorso, i nostri caduti. Abbiamo detto più volte in questi 2 giorni che avete mantenuto una promessa cominciata 50 anni fa e adesso per sempre i 359.000 erotti caduti resteranno praticamente cittadini vittoriesi. Sì, certo. Questo c'è stato un nostro gruppetto che partendo da Cima Grappa ha seguito la dorsale di Valderoe, il Piave, Moriago della Battaglia, l'Isola dei Morti, toccando tutti i sacrari ha detto venite con noi a Vittorio Veneto e noi vi accompagniamo in questo percorso e sono con noi, sentiamo i loro scarponi, sentiamo la loro presenza qui con noi. L'emozione in piazza è stata forte, in particolare i fanti più anziani, quelli che sono passati con la Jeep che salutavano le autorità, è stata un'emozione forte. Sì, è stata veramente una grandissima emozione, ma poi anche nell'insieme c'è questa voglia di essere qui e di appunto onorare questi nostri caduti di 100 anni fa. Quello che noi abbiamo è grazie a questo loro sacrificio. E anche la risposta di Vittorio Veneto è stata eccellente. È stata eccezionale, la risposta di Vittorio Veneto, dell'amministrazione e dei cittadini. Io devo ringraziare grandemente le forze dell'ordine per l'aiuto, parlo in generale, le forze dell'ordine in generale, per il grandissimo aiuto che ci hanno dato, i volontari, tantissimi volontari. Treviso abbiamo avuto l'onere dell'organizzazione di questo raduno e si sono spesi fortemente, i nostri volontari si sono spesi per dare spazio per poter bene organizzare questo nostro raduno. Diciamo che è stata una grande fatica ma gratificata da questo successo. Certo, vediamo il risultato che è un risultato eccezionale. Adesso continuano le sfilate e c'è l'appuntamento finale. Sì, la lasciamo andare. C'è la bandiera che adesso dobbiamo consegnare a Bergamo. Perfetto, vado subito. Grazie. Verrà passata dal sindaco di Vittorio Veneto al sindaco di Bergamo. Perché l'appuntamento per il prossimo raduno dei Fanti è a maggio del 2020 a Bergamo. Ecco, adesso sta avvenendo il passaggio dell'insegna. La bandiera dei raduni della fanteria ci ha stampato sul dritto lo stemma del reggimento di Fleury, che è il primo reggimento di fanteria italiana. Vediamo il momento del passaggio della bandiera da Vittorio Veneto a Bergamo, sede del 24 maggio 2020 del prossimo raduno nazionale dei Fanti. Bergamo e Vittorio Veneto. Abbiamo il presidente nazionale dell'Associazione dei Fanti, il presidente della provincia di Treviso, Piero Prete. Presidente nazionale Stucchi, col presidente provinciale Pietro Prete che abbiamo appena sentito e le varie autorità
nel passaggio formale della bandiera. Quindi vedrete sullo sfondo c'è già pronto lo striscione che passerà con l'arrivederci a Bergamo. L'ultimo atto ufficiale della giornata sarà comunque la Maina Bandiera che seguirà la chiusura della sfilata. C'è anche uno scambio di doni simbolico tra i rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Fanti e i sindaci di Vittorio Veneto, che ha ospitato questa sfilata del centenario, e il rappresentante del sindaco di Bergamo, che accoglierà tra 2 anni il prossimo raduno. Ecco, tra poco, a conclusione della manifestazione, ci sarà la Maina Bandiera che chiuderà ufficialmente questo 34esimo raduno nazionale del Fante, che abbiamo visto essere nei numeri stato un raduno cospicuo. Chi ha lavorato, ha programmato, è partito da lontano questo raduno. Dal 2013 si è cominciato a pensare a volere il 2018 per il centenario della conclusione della Grande Guerra, si è cominciato a pensare a volerlo qui a Vittorio Veneto. Sono stati 5 anni di intenso lavoro per gli organizzatori, che hanno dovuto coordinare e mettere assieme tanti tasselli e fare in maniera che oggi noi abbiamo potuto godere di questo spettacolo. C'è lo striscione Arrivederci a Bergamo, maggio del 2020, che sta arrivando per ricordare questo appuntamento fra 2 anni. Ovviamente, prima di chiudere definitivamente con la Maina Bandiera, dal momento che siamo ormai ai titoli di coda, un doveroso ringraziamento va fatto alla cittadinanza di Vittorio Veneto, che ha risposto presente ed entusiasta a questo incontro con i Fanti. Non dobbiamo dimenticarci tutte le persone che a vario titolo hanno lavorato, hanno dato la loro disponibilità, le autorità militari che hanno onorato i Fanti oggi, i volontari della protezione civile che hanno garantito la sicurezza e la collaborazione. Non dobbiamo dimenticare i volontari del servizio di emergenza medica, che a quanto pare non c'è stato bisogno. E tutti quei Fanti che hanno prestato la loro opera fuori dal circuito della sfilata, facendo in maniera che gli ospiti che arrivavano, i pullman, venissero dirottati nei posti a loro assegnati di parcheggio, e che non hanno potuto godere di questo spettacolo. A loro va il grazie più sentito dell'Associazione del Fante. Siamo con il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Stiamo vivendo gli ultimi istanti
di questa cerimonia lunga, cominciata direi ormai ieri pomeriggio a Vittorio Veneto. Stiamo per fare la Maina Bandiera che concluderà questo raduno. Possiamo chiedere direttamente un commento finale, anche se manca qualche istante. Beh, le parole più belle sono quelle che sono arrivate agli orecchi dei vittoriesi e sono state le gioie, la gioia, il piacere dei fanti di essere a Vittorio Veneto, quella che loro hanno definito la loro città santa. Il presidente Stucchi ha detto: un raduno così noi non l'abbiamo mai fatto, per cui credo che se sono stati soddisfatti i fanti, sono sicuramente contenti anche i vittoriesi, beh, non possiamo che essere soddisfatti anche noi. Diciamo che c'è stata molta emozione in piazza, particolarmente da parte dei fanti più anziani, quando sono entrati in Piazza del Popolo e hanno visto queste bandiere. Sì, perché l'arrivo a Vittorio Veneto era atteso come una liberazione da tanti fanti, soprattutto hanno marciato sulle gambe dei ragazzi del 1999, quelli che a Vittorio Veneto non sono potuti entrare perché hanno lasciato la loro vita sui campi di battaglia per il nostro paese. Più di 360.000, quasi 360.000 giovani fanti caduti che possiamo dire in un certo modo che sono diventati cittadini vittoriesi da ieri con la scopertura del monumento. Sono tutti cittadini vittoriesi e la città è orgogliosa di avere questi suoi cittadini che hanno contribuito a rendere forte e libera l'Italia. Tra i cittadini vittoriesi, seppure onorari, da ieri ci sono anche 4 brigate dei fanti, la brigata Sassari e poi la brigata del reggimento, anzi Torino, Bari e Aosta, le ho dette in modo disordinato. Comunque diciamo che il centenario di Vittorio Veneto comincia con questi nuovi cittadini ed è un segno positivo, mi sembra, anche per i prossimi appuntamenti. Sì, sono quelle brigate che hanno ricevuto una medaglia d'oro, che sono ancora in attività. Il Consiglio Comunale all'unanimità ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria e tutte le brigate e i reggimenti hanno dichiarato in maniera aperta, chiara e soprattutto con un grande onore il fatto di ricevere la cittadinanza onoraria, tant'è vero che l'hanno ricordato anche oggi qui sul palco. Perfetto, grazie Sindaco, mi pare che siamo quasi pronti per la Maina Bandiera che concluderà questo 34esimo raduno nazionale dei fanti. E quindi ci vedremo fra 15 giorni alla Dunata Triveneta degli Alpini. Grazie Sindaco, andiamo avanti con la Maina Bandiera.
Con la magna bandiera ufficiale si conclude il 34esimo raduno nazionale commemorativo dell'Associazione Nazionale dei Fanti. È stata una lunga manifestazione cominciata ieri pomeriggio, che si conclude adesso a Vittorio Veneto, sede della conclusione nota della Prima Guerra Mondiale. A me non resta che salutare tutti i telespettatori di Telechiara e della Tenda TV e ringraziare chi ha permesso questa trasmissione, i cameraman Alessio Denardi, Francesca Astori e Davide Parpinello, in regia Federico Campoallorto aiutato da Leonardo Segat, con la supervisione tecnica di Mirko Andretta. Da Alessandro Toffoli vi do l'appuntamento alla prossima occasione.